Buonasera a tutti, benvenuti allo stadio Santissima Trinità di Geraci Siculo. Oggi Castelbuono contro Casteldaccia, la terza partita nel giro di un mese. Si affrontano due squadre che all'apparenza sul piano tattico ormai si conoscono. Naturalmente Castelbuono schiera la stessa formazione, soltanto con qualche variazione della scorsa settimana, con Diallo che va a prendere il posto in attacco al posto di Torres, che è squalificato. Ritornerà presumibilmente nella gara contro il Favara, saltando di fatto questa sfida contro il Casteldaccia. E poi le due sfide importanti contro Sciacca fuori casa e contro Mazzara 46, la Don Carlo Misilmeri. Diciamo che già da oggi comincia il tour de force per la super giovane Castelbuono, che deve mantenere, deve ricominciare dopo la sconfitta di Marineo. Pesante la sconfitta per i ragazzi di mister Bognanni, 3-0 con la doppietta di De Luca e il gol di D'Agostino per la scorsa settimana contro il Marinetto. Si continua, a palleggiare non è ancora iniziata la gara. Il Casteldaccia che batterà il calcio d'inizio. Casteldaccia che oggi gioca in porta Cascione, difesa a 4 con Spampinato, Prestigiacomo, Bisogno e Ficarra. Poi centrocampo Megna, Bresti Filippo e Messina, attacco formato da Velardi, Monti e Alfano. Super giovane in macchina troviamo Marra, Leonardo, Scarpinato, Gambino, Clemente, Fuschi, Agnello, Di Bernardo e Calcagno. Di Bernardo che ritorna e gioca la sua prima gara contro la super giovane Castelbuono, lui che è di Castelbuono, quindi sentirà parecchio la gara. Squalificati nel Casteldaccia Sperruzza e Monforte. Monforte che prossima settimana ritornerà in campo la gara contro l'Accademia Trapani. È iniziata super giovane Castelbuono contro Casteldaccia. Subito con questo lancio verso gli esterni c'è Suarez, poi Diallo, battaglia qui, pallone allontanato, deve proteggere adesso l'uscita di Cascione, Bisogno, poi gioca verso gli esterni dove c'è Spampinato, Alfano, anzi scusate, Messina, messa laterale per il Casteldaccia. Palla di prima da parte di Megna, dove recuperare Suarez, parte Suarez a cercare sulla fascia di Allo, è buona l'idea di Allo che non la riesce a tenere in campo. Terna arbitrale oggi composta dal direttore di gara Vincenzo Braschi della sezione di Trapani. Gli assistenti sono Pirrotta di Barcellona, Pozzo di Gotto e Calarese della sezione di Messina. Ricordiamo che Braschi lo scorso anno arbitrò il derby tra Castelbuono e Geraci, finito 1-0 per la compagine di mister Mirto. Messa laterale per il Casteldaccia con le mani
Ficarra, pallone in profondità, cercare Diallo, battaglia con bisogno, non c'è fallo secondo il direttore di gara, si continua. Antus prova ad arrivare in seconda battuta, palla perde per Grandis che potrebbe anche accentrarsi e mettere il cross, invece poi ritorna dietro da Arenoso. Non ha accennato subito a cross, Arenoso va in verticale dove però non c'è nessun compagno in maglia nera. Parte il contropiede del Casteldaccia, Alfano potrebbe anche cacciare, allarga Alfano, sinistro che finisce sul fondo, opportunità per il Casteldaccia su questa ripartenza. Poi il servizio a sinistra per Alfano, il pallone che si perde alto sopra la traversa, primo brivido per la super giovane Castelbuono. Pappalardo, si sa se oggi sarà lui, vediamo basso, poi c'è un altro errore in fase di ripiegamento dove Casteldaccia, c'è fuori gioco da parte di Velardi. Vediamo che sul giovane Castelbuono in questa costruzione dal basso ha sbagliato il fraseggio e questo ha poi permesso a Casteldaccia di arrivare in porta. Per fortuna la bandierina dell'assistente era alta e quindi c'è offside. L'allontanata, ricordiamo che questa è stata qui la prima gara per Suarez in Coppa, che ha dovuto scontare le giornate di squalifica inizio campionato, quindi poi ha giocato la prima partita in Coppa. Ha fatto vedere subito una grande, diciamo, personalità, il pallone in mezzo, conclusione. Arenoso potrebbe anche calciare, allora, si perde alta sul fondo, opportunità per Arenoso. Ha provato Arenoso con il suo mancino poderoso, non ha trovato però lo specchio della porta, è andato vicino però a sorprendere Cascione. Colpo di testa da parte di Pennisi, poi in seconda battuta arriva Pappalardo, recupera il Casteldaccia, il pallone, profondità dove c'è Monti può andare a mettere il pallone in mezzo, Monti l'ultimo tocco è suo, si è rimesso dal fondo per la super giovane Castelbuono, andrà a battere Fagone. Si va a vedere subito Russo, palla al piede, Antus, Arenoso, Pennisi, Russo, Garofalo, Antus, il pallone proprio da cercare Diallo, corre su quella fascia, mette il pallone in mezzo dove non può arrivarci Grandis. Destro laterale per il Casteldaccia, Arenoso, destro laterale per Casteldaccia, andrà a battere Spampinato. Vediamo gli under del Casteldaccia che sono Ficarra e Messina, 5 ed anche Alfano, quindi 3 under a testa, anche perché il giorno Castelbuono ci schiera Suarez 2004, Diallo 2004, Russo 2005, scusate. Ovviamente rimaneggiato sia il giovane Castelbuono sia il Casteldaccia. Ricordiamo sul giovane Castelbuono ancora disponibile Marrone e Ferrarese, mentre Ferrarese. Poi nel Casteldaccia gli indisponibili sono Monforte e Perruzza, oggi squalificato, che deve scontare l'ultimo giorno di squalifica. Lancio in profondità, continuano i tifosi a prendere posto al Santissima Trinità di Geraci Siculo,
si prova a girare Velardi, là dentro Grandis va a cercare profondità di Diallo, colpo di testa, poi Megna prova a giocarla Megna, poi c'è un fallo da parte di Santos, calcio di punizione. Punizione per il Casteldaccia, bisogno, va a battere subito, cambia lato, buona qui l'opportunità per Alfano, protegge Garofalo e c'è rimessa laterale messa dal fondo per la super giovane Castelbuono. Questi lanci prevedibili per i difensori Castelbuonesi, per le ali. Vedremo se il Casteldaccia attuerà di nuovo modo, una nuova tattica, un nuovo modulo. Intanto Diallo in profondità, palla allontanata in fallo laterale, rimessa per la super giovane Castelbuono. Settimanale che abbiamo squalifica Santiago Torres che salterà qua le altre 3 gare rispetto a questo. È stato rigido il giudizio, il referto arbitrale per l'attaccante spagnolo, l'attaccante argentino del suo giovane Castelbuono, che deve quindi scontare 4 giornate. Lancio intanto da parte di Bisogno, quella che si perde in fallo laterale, rimessa per il giovane Castelbuono, andrà a battere Suarez. Alla lunga a cercare Diallo, colpo di testa in seconda battuta nuovamente Suarez, rimessa per la super giovane. A battere Suarez. C'è un fallo da parte di Belecco, calcio di punizione, va subito a pressare Diallo, a battere Bisogno, questa che oggi è formata da Bisogno e Prestigiacomo, un Casteldaccia che ha avuto un inizio stagione particolarmente complicato, ha fatto conclusione da parte di Velecco, la parata da parte di Cascione, facile la presa. Cascione. Anche Claudio Velardi ritorna sul campo che lo ha reso il vincitore del campionato di promozione lo scorso anno con il Geraci, e ripensandoci quella coppia, quella fantasiosa coppia, Serio, Marrone Velardi, è diventato un po' come la LMS, la MMS del Barcellona. Oggi tutte e 3 sono in squadre differenti. Vedete, sono ricordi. Doveva giocarla qui il Casteldaccia sotto la mia postazione. Megna, Ficarra, il cross in mezzo allontanato da Arenoso, poi Megna, la lucidità da parte di Megna, cross in mezzo, Fagone blocca. Arenoso, Pappalardo, arriva Garofalo, Russo, cambia tutto, cerca l'Arenoso, rientra Arenoso, poi serve sulla fascia Suarez, cambio fascia, Garofalo può anche accentrarsi e mettere il cross, viene contrastato da Ficarra che ottiene anche una preziosissima rimessa laterale. E sotto il gioco di Mister Bognani allargare
allargare il braccetto, il terzo di difesa, spiegazione tattica e tecnica, e poi cercare di andare al cross, dove c'è un certo Mamadi Diallo Diakité che è il più alto in campo oggi e può veramente essere letale per i colpi di testa. C'è la rimessa laterale intanto da parte dei Grandis. Alla verso Pelé, andare via Pelé, poi alla dentro, opzione tutto regolare, Diallo si fa rimontare da bisogno. Alla cambio gioco di Suarez arenoso, cercare Diallo, troppo lungo il pallone, Cascione. Antonio, calma, Antonio, siamo calmi. Grande avanzata da parte di Megna, il pallone in profondità, cercare Monti, gli esterni Monti, deve uscire Pennisi, Monti può mettere il pallone in mezzo, allontanato da Garofalo, però non bene, potrebbe anche andare a calciare Velardi. Grande chiusura da parte di Antus, riparte il contropiede, Belecco, si è ricompattato il Casteldaccia, va Palardo, il gioco sballato, Russo, Antus, pallone per Grandis, poi Russo porta palla, il centrocampista palermitano, Suarez potrebbe mettere il cross in mezzo, allora si vede sul fondo. Gira. Presti Giacomo sulla fascia, c'è una buona giocata da parte di Picaro, non c'è fallo da parte di Palardo, calcio di punizione, chiede spiegazioni, ma Palardo, direttore di gara, considerando spinta lieve. Pennisi di testa, cercare Hantus, poi Pappalardo, Garofalo, Pennisi, sempre Hantus, Russo. Oggi Russo più mezzala rispetto a mediano basso. Anche il cross di Suarez, il pallone passa, arriva dall'altra parte Grandi, si potrebbe calciare Grandi! Laureano Grandi! Il Pitbull! Non faccio più! 1-0! Ha segnato Grandis! Il Pitbull! Il vantaggio della Super Giovane Castelbuono! Laureano Grandis, il Pitbull trova il vantaggio, si è centrato, poi ha calciato col destro e ha trovato il vantaggio. Laureano Grandis, quando siamo giunti al quarto d'ora della gara, era partita bene il Casteldaccia, la Super Giovane Castelbuono, però al primo affondo ha trovato il vantaggio. Grande giocata sulla fascia da parte di Suarez, poi Grandis ci ha creduto, ha tenuto quel pallone vivo e ha portato avanti la Super Giovane Castelbuono. Questo significa avere lo spirito dei cinghiali, crederci fino in fondo. Gli argentini diciamo che lo hanno un po' assimilato. Laureano Grandis trova il vantaggio la Super Giovane Castelbuono. Diallo, Antus,
Abbiamo la squalifica anche per fino al 25 ottobre per Mister Mineo. Arenoso, anzi Pennisi, Garofalo. Guardiamo appuntamento importante, mercoledì a Terrasini ci sarà l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia tra Athletic Club Palermo e Super Giovane Castelbuono. Ne sono rimaste 8 per la Coppa Italia Eccellenza. Belecco, Antus potrebbe anche calciare. Antus! Palla che non esce di pochissimo, palla che esce veramente di pochissimo sopra la traversa, a portiere battuto. Opportunità per Andre Antus. Questa settimana un risentimento, diciamo, alla coscia non gli ha permesso di essere al 100% durante la gara. Oggi si vede che è migliorato, tanto Garofalo si recupera una grande palla, Garofalo passa alla Verdiallo, posizione irregolare. Da battere Bisogno, colpo di testa da parte di Suarez, rimessa laterale per il Castellaccio, andrà a battere Ficarra. Megna, la qualità da parte di Megna è stato decisivo nel Casteldaccia di mister Pagano qualche anno fa, anzi 2 anni fa, con il mister Pagano teneva un centrocampo soltanto lui. La qualità di questo giocatore è veramente formidabile e diciamo che in Coppa questa qualità a centrocampo è mancata al Casteldaccia. Alcune giocate nel frangente magari lui poteva gestirle diversamente. Oggi a causa di qualche assenza Bisogno è stato arretrato in difesa. Megna ha preso il ruolo di mezzali, di regista. Attenzione, il cross in mezzo, palla che si impenna, Garofalo arriva a aiutarlo Pennisi, poi sbaglia Pappalardo, Suarez ottiene la rimessa laterale Suarez. La grinta, la determinazione da parte di questo 2004. Suarez, alla intro continua a cercare Monti, grande chiusura da parte di Arenoso che fa partire il contropiede. Belecco che va direttamente a calciare, non si è incapito con Diallo perché Diallo stava andando in profondità, poi si è fermato, stoppato la corsa e l'azione è stata panificata. Garofalo, Fagone alla verso Diallo, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Velardi, messa laterale. Ricordiamo i risultati di ieri nell'anticipo. Il Castellammare ha battuto 2-0 il Geraci. Invece il Mazzara 46 è riuscito nell'impresa di espugnare il Palazza di Terrasini, vincendo per 1-0 con la super rete da parte di Rosario Licata. Punizione. È stata anche la prima gara titolare di Sant'Anna. Mario Alberto alla video profondità, molto probabilmente giocherà anche in Coppa Mario Alberto Sant'Anna, titolare
vedi che Club Palla viene da 3 sconfitte consecutive contro Favara, Geraci e Mazzara 46. Adesso questa settimana avrà il Nissa. Alla in profondità, colpo di testa, c'è la rimessa laterale, va a battere Spampinato, Arenoso, questa laterale per il Casteldaccia. Allo stadio tutto cerca di sfondare la difesa avversaria, che finora è stata determinante con i recuperi di Arenoso. È stato qui Antus che da terra conquista fallo, la celebrazione, la qualità da parte di Andre Antus. Non se ne trovano centrocampisti così. Spesso il mediano è un ruolo che viene poco spesso citato, per dare magari più spazio agli attaccanti, che poi sono quelli che fanno la finalizzazione. Antipennisi, Arenoso, a cercare sulla la stoppa, perde per il pallone Suarez. Arrabbiatissimo Bognanni in questo frangente, pallone dentro, Pennisi chiude il fallo laterale, era un 1 contro 2, in profondità c'era Velardi, Pennisi è stato determinante a chiudere le linee di passaggio, mettere il pallone in fallo laterale. Megna, cambio gioco, cercare Spampinato, il pallone per Messina, allontanato subito, prova a rigiocarla. Russo, ce l'è Fagone, andrà al rilancio con il pallone sugli esterni per Arenoso. Antus, adesso in posizione sembra che al direzione del Castelbuono giochi c'è la conclusione in un 3-4-3 invece di un semplice 3-5-2 oggi. Ho parlato delle volte più offensivo, facendo la regia Russo e Antus. Intanto c'è il calcio di punizione per la sua giovane Castelbuono. Scorrono i minuti, sono 25 nel corso del primo tempo. Al 15esimo Grandis è rientrato con il mancino, ha calciato col destro e ha trovato il gol dell'1-0 sul ottimo servizio da parte di Suarez. Pennisi, Russo, Antus, Pennisi, anzi Pappalardo, Antus, Pappalardo, Antus, recuperata da Pennisi, che va a cacciare in profondità, non arriva Diallo, Cascione, proprio al limite, ha preso il pallone, in qualche centimetro più poteva anche rischiare. Adesso laterale, battere Grandis, adesso laterale per la super giovane Castelbuono, nuovamente Grandis, anche al ritorno il direttore, l'ex Scialabba, è tanto Fagone ad allontanare, ha ottenuto 2 promozioni consecutive con
con Casteldaccia e Castelbuono per l'eccellenza, passando per vie esterne rispetto al campionato, perché Casteldaccia l'ha ottenuta grazie ai playoff, vinta contro la Torre Novese a pochi chilometri da qua, a Gangi. Passa di Allo, mette il pallone Becca allontanato. Laterale, fallo. Messa laterale da battere Spampinato, Arenoso di testa, svetta Arenoso. Messa laterale, quadrato Giovanni Sferruzza, ex della gara, che oggi contro lo Folgore è stato espulso, quindi ha di fatto ricevuto la squalifica, perché di testa nel cuore dell'area di rigore c'è Pappalardo, Belecco, grande in profondità a cercare Diallo, Russo con la sgambata Russo, la terra Belecco poi si rialza e facilita il gioco a Pappalardo, che poi deve andare via con un gioco di prestigio, non ci riesce, non c'è fallo, Pappalardo per pallone verso Belecco. Velardi, il pallone per Alfano, chiusura da parte di Vennisi, regolare il contrasto del difensore centrale Acese. C'è la rimessa da parte di Fagoni, andrà a rilancio, un pallone che molto probabilmente verrà messo fuori. Il pallone per Belecco che si smarca con una grande giocata. Belecco va via, Belecco, grande giocata, Belecco mette il pallone in mezzo, poi potrebbe provarci Pappalardo, filo deviato, calcio d'angolo, il piazzato di Pappalardo viene deviato molto probabilmente da Prestigiacomo e c'è calcio d'angolo per la super giovane Castelbuono, che qui ha avuto una grandissima opportunità, sempre con la grande giocata da parte di Belecco. Stavolta l'azione è partita sull'attacco, intanto notare i giocatori che partono tutti fuori dal rettangolo che divide il portiere, parte il colpo di testa, la palla che si perde sul fondo. Bennisi ci ha provato, è andato vicino palla dentro, colpo di testa, colpo di Suarez, Pappalardo, calcio di punizione. La improvvisità a cercare Monti, calcio d'angolo, anzi fuori gioco. Si lamenta Monti all'indirizzo dell'assistente, che l'arbitro inizialmente aveva concesso il calcio d'angolo, poi confrontandosi con l'assistente che aveva la bandierina alzata ha concesso il fuorigioco, quindi il calcio di punizione per la super giovane Castelbuono. Andrà a battere Fagone, alla cercare Hantus, arriva dalle parti di Arenoso, Velardi, poi Cicarra, Megna, Hantus,
Santos 3 contro 2, Antus si aggiunge anche Diallo in posizione di fuorigioco clamoroso. Andiamo a rivedere questa opportunità. Antus ha portato palla per 30 metri. Palla per Ficarra, arriva in posizione di cross, l'opposizione da parte di Suarez. C'è calcio d'angolo. Parte il calcio d'angolo, il colpo di testa che viene nuovamente messo in mezzo dal Casteldaccia. Battere Megna, messa laterale, si avvicina nel corso, si avvicina Spampinato. C'è la rimessa laterale per il Casteldaccia, Spampinato, colpo di testa, non arriva Grandis, due Monti. Da battere Spampinato. Colpo di testa Aronoso. C'è la rimessa dal fondo della sua giovane Castelbuono. Batte Fagone. Antus, il pallone che potrebbe tenere Capolardi, se non ci riesce, rimessa laterale il Casteldaccia. E poi questa è la parte di Arenoso. Arenoso. Da battere Spampinato, la rimessa laterale, colpo di testa parte di Messina, poi protegge Pennisi perché anche la rimessa al fondo. Fagone, Garofalo. Pennisi, Pappalardo, Pennisi, battere Arenoso. Calma Toni, calma! Calma Toni! Calma Toni che se ne va! Dal lancio lungo a cercare Hantis. Poi buona qui la giocata da parte di Ficarra che prova ad andare dentro verso Monti. Ficarra continua la sua corsa, Pennisi lo chiude. È un po' frastagliata della gara. Allora in profondità Grandis, il collo pieno, c'è fallo di bisogno più Diallo. Messina non gli riesce lo stop, riparte Pappalardo, sfida 3-2 numero 8. Grandis sulla fascia sinistra, può andare in verticale su Diallo, poi ci ripensa. Santos, Russo, Russo, cercare profondità Diallo, Megna, Monti, cerca Alfano
Alfano tra le linee, mette il pallone in mezzo, Pennisi, l'ultimo tocco e di Alfano, c'è rimessa dal fondo per Super Giovane Castelbuono. Intanto arriva un richiamo verbale per mister Bognanni. Guardate la pancia della Super Giovane Castelbuono. Palla per Belecco, Piallo a cercare Suarez. Suarez, Antus deve mettere il pallone in mezzo a passare, tiene quando rimane a terra si va a Castelaccio per Quadrato, posizione Grandis, l'autore del gol che per ora permette alla Super Giovane Castelbuono di essere in vantaggio. Attenzione, è ripartita l'azione, Pennisi potrebbe anche calciare, parata da parte di Cascione, pallone dentro a cercare adesso Velardi, grande aggancio da parte di Velardi che però deve adesso fronteggiarsi con Pappalardo, poi Pappalardo che mette un brutto fallo, credo ci diano gli estremi per una sanzione, che è intervenuto deciso Palardo. C'è calcio di punizione, 39esimo, 1-0 Super Giovane Castelbuono, Laureano Grandis al 15esimo, da battere Megna, Pagone, cross in mezzo da parte di Megna, cercare le torri, Pagone va a lanciare Belecco, deve entrare Belecco, grande giocata, c'è un fallo, Antus probabilmente si incaricherà di battere il calcio di punizione, la posizione più plausibile che vada in destra. C'è anche Arenoso che come di consuetudine si fa provare queste situazioni. Infatti Antus va a saltare, quindi sarà Arenoso a battere il calcio di punizione, molto probabilmente con un grosso in mezzo, non credo vada in po', magari per sorprendere Cascione. A battere Arenoso, sia arbitro, parte Arenoso, il pallone in mezzo, riproposto in area di rigore, ultimo tocco e di Garofalo. Anzio Cascione, Arenoso, cercate Pappalardo per Belecco, è buona qui l'opportunità, Belecco a cercare nuovamente Pappalardo, mette il pallone per Belecco, il pallone in mezzo, Cascione blocca e adesso 3 contro 2 per il Casteldaccia, Pennisi con il petto a stoppare il pallone, Arenoso.
Alla in profondità cercare Belecco, dietro di lui c'è davanti a lui c'è Spampinato, c'è Cascione che arriva. Veramente rischiosa qui la scelta da parte di Spampinato di proteggere così tanto la sfera, quindi permettere poi anche a Belecco di sgusciare, creare qualche pericolo. È stato Velardi a cercare il cambio gioco verso Alfano, partita malconcia, non c'è fallo su Monti, riparte l'azione. Il fallo del profondità a cercare Diallo, arriva il giallo, Robotti di Ficarra, giallo per Ficarra. Calcio di punizione. Calcio di punizione per la sua giovane Castelbuono. Intanto ci avviciniamo al 43esimo. 1-0 sul giovane Castelbuono. A breve andremo anche sugli altri campi per scoprire i risultati. Calcio di punizione, il pallone immesso. Intanto vantaggio della Nissa 2-0 sulla Doncherlo Misinneri. Mazzara calcio contro l'allenatore San Gile Giorgio 1-1. Folgore Castelvetrano in vantaggio contro l'Unitas Sciacca e 0-0 tra l'Astro Accademia Trapani. 0-0 anche il parziale tra Sculgatore e Pavale. Ricordiamo che su tutto campo i risultati alle volte sono attendibili, altre volte sono falsi, quindi bisogna stare anche molto cauti con le notizie. Intanto qui se ne va Velardi, arenoso, tutto regolare per il direttore di gara Russo. Palla per Pappalato, cercare Diallo, e posizione regolare Diallo, regolare Diallo, Cascione blocca. Stavamo assistendo alla prima gioia per Diallo, che però si è fatto rimontare da Cascione, forse era troppo emozionato. A quell'età, sai, ci sono queste cose, ha sbagliato, ma comunque era buona qui l'idea di Allo che è sgusciato, in posizione regolare, è quello che l'attaccante deve fare, specialmente adesso che ci sono altre 3 giornate dove Torres non scenderà in campo. Questo è un modo per crescere per questo ragazzo, questo 2004, che qui ha avuto una grande opportunità di trovare la prima gioia italiana. Da battere Suarez. Da battere la rimessa lunga Suarez, arenoso la prolunga, poi Cascione, c'è un fallo però sul portiere da parte di Belecco, calcio di punizione. Monti, Begna, poi Pennisi, attentissimo come sempre. Rivessa per la battuta adesso da Cascione. Palle profondità, cercare lo scatto da parte di Messina, essere allargato dalla mezzala in avanti. A battere Fagone, è iniziato il primo minuto di recupero. Fagone finisce il primo tempo a riposo, la giovane Castelbuono in vantaggio con la rete al 15° di Laureano Grandis. Breve pausa e poi ritorniamo qui sui canali Sporti.
Buonasera e benvenuti a questa quarta giornata del campionato Elite Under 17 regionale Girone A fra SD Panormus e SD Fortitudo Bagheria. La lunga si lotta ancora, centrocampo, forse guadagna fallo, no, la Fortitudo Bagheria, palla lunga per Imperato, è uscito bene Federico e questa volta sbaglia il controllo. Palla dentro per il 7 e arriva il gol di Bellingardo e avanti la Panormus con Bellingardo, difesa della Fortitudo Bagheria un po' distratta in questa occasione. Finta, destro e ancora sinistro, palla dentro, Battagliano per un attimo soltanto, poi scarica in porta la conclusione Sardina. Battagliano ha recuperato invece Geraci, scambia il terzino destro, la Panormus e tenta la conclusione, Federico e poi il gol, si è inserito sulla ribattuta di Federico Fazio che fa il 2-0 per i padroni di casa ed esulta la Leo Messi. Vediamo se ci riprova, pensa un attimo di servire Battagliano e invece va di nuovo dentro con la testa, ci aveva riprovato Fazio. Attenzione per la Panormus, palla dentro, invece era un tiro in porta da parte di Profeta. Si incarica del calcio d'angolo Bellingarda col mancino corto, ha dato l'illusione del gol per la Panormus. Si incarica sempre col mancino Bellingardo Federico, sta anche servendo un assist per il gran gol di tacco di Imperato. Palla dentro, si era inserito Cutrona con la testa, con la solita rimessa lunghissima, Ferrito con le mani, palla dentro, sempre il solito cross al centro, poi Mineo, palla per Rotolo che aveva riaperto la partita, c'è fuori gioco per fortuna della Panormus, fuori gioco. Fazio con la testa, bella sponda, l'ennesima per Imperato, ha chiuso bene Costa. Bellingarda, vediamo, stavolta parte sempre lui. Palla dentro, Fazio con la testa, Federico, bravo Simo, ancora un grandissimo stop di Imperato, sempre Imperato sul pallone, dentro Bellingarda, non è fuori gioco, seconda direzione di gara, Bellingarda fa doppietta ed è 3-0 Panormus. Calcio di punizione. Vediamo se andrà nuovamente Mineo e Costa farà nuovamente la finta. Sì, ancora Mineo. Palla altissima. Con la testa Padovano. Mineo non riesce a gestire questa palla. Trapani lancia Imperato. Se n'è andato il numero 11 la Panormus. Tenta il tiro col mancino. E fa l'ultimo lancio. Probabilmente per i suoi. Kinsi sulla fascia sinistra, porta avanti la palla il 13, mette dentro il volo, Ferrito, palla dentro, Viola soltanto sfiorata con la testa, Sorbello in area di rigore, la mette sul destro e prova, palla che arriva a Kinsi, Davide Kinsi col numero 13. Da una piccola speranza, comunque fa il gol della bandiera per la Fortitudo Bagheria. Palla lunga di Costa in area di rigore della Panormus, ha staccato ancora Battagliano. Trapani a lottare e finisce qui. La Panormus conquista i 3 punti in casa contro la Fortitudo Bagheria per 3-1. Ben ritrovati per la sesta giornata del campionato di promozione Girone A.
Si sfidano la squadra di Cassia San Giorgio Piana contro una squadra storica che ha sempre fatto questi campionati, promozione, eccellenza, è il Camarat. Passaggio filtrante chiuso ancora dall'ottimo Ciancimino. Palla ora lunga per Sané che forse in posizione regolare, Sané, il tiro! Rete! Sané la sblocca dopo 4 minuti di gioco! Subito in vantaggio i nostri, Giorgio, subito in vantaggio, subito, che bellissima questa palla filtrante. La palla in apertura, attenzione Carioto, il sinistro, intercettato. La palla rimane lì, dove c'è Ciancimino che prova anche lui col sinistro, il tiro in porta. Intercetta il portiere, ottima pure questa azione. Camarat sull'out di destra dove c'è Tricoli a fronteggiare l'avversario che poi gli Attenzione. gli scappa in tenario, lo mette in mezzo. Pericolo. Non ci arriva per un soffio Martica in questo pallone che era arrivato dall'out di destra. Qui rischia, attenzione, il Camarat in avanti. La parata di Belmonte, miracolo, qui di Belmonte, Vittorio. Le nostre torri migliori sono in aria, Cariotto, Fabio Gaglio. Capito, serio, in mezzo per Sané che la spizza, rimane lì, Tarantino, sinistro. Di poco, sopra la traversa. Ci arriva. Malotte ci arriva. Bravo Cuccia qua. Palla per serio, può provarci. Ci prova il destro. Da fuori, 2 tempi il portiere. La visione del portiere. Si concentra serio. Fischia l'arbitro. Parte serio, il destro a giro. La parata qui di Priolo. Il Panepinto si gira 2 volte. Che giocatore Panepinto. Alla ottima prestazione delle camere, attenzione con numero 8 che ci prova, si distende ancora Belmonte. E ancora Belmonte 2 volte. Secondo il guardalinee. Panepinto. Attenzione al secondo palo dove c'è solo Muratore. Ci prova qui il destro del numero 9. Palla per Gallo Gallo che può tagliare il campo a metà. Gallo per serio. 1 contro 1, finalmente un 1 contro 1 Jack serio. Ci prova col sinistro, la palla rimane lì, Giovenco! Incredibile Giovenco, ma la palla non è uscita, ancora serio. Cerca il cross, il numero 6 la mette fuori. Carioto, la controlla, Carioto il sinistro! Davide! Carioto! 2-0, sempre il bombe! Davide, sentenza, Cariotto, gli arriva una palla buona e lui cosa fa? La mette in rete, gli arriva una palla lì al centro dell'aria. Attacco ancora con Giovenco. Gallo, può provarci dal limite, Gallo. Salta l'uomo, Gallo, il sinistro! Illumina la scena Ciccio Gallo. In campo, sì, assolutamente un'ottima partita di Duro, sia in fase di impostazione che di copertura. Guarda quanto pallone recupera, Giorgio. La va a prendere e poi di destro! Fiora il gol. Incredibile Duro. Parte il numero 8 con questo spiovente dove c'è Belmonte. Piraneo, ma ancora una volta che la fa sua. Belmonte e potrebbe essere l'ultima palla della partita. Ha trovato il giro ma non la forza. Siamo pronti per correre tutti verso la nostra tribuna. Siamo pronti per correre a festeggiare. Siamo pronti per prenderci questi 3 punti. E dunque finisce così. San Giorgio 2, Camarat 0. Rimaniamo primi. Andiamo a quota 16 punti.
Sta per iniziare il secondo tempo. Il giovane Castelbuono contro Casteldaccia in vantaggio. Gli uomini di mister Bognanni, che hanno sbloccata la partita con il gol da parte di Laureano Grandi. Stanno per entrare i giocatori dei due compagni. Il giallo, l'unico giallo che non si è masticato. Bisogna stare attento sulla fascia sinistra. Il giovane Castelbuono con ogni probabilità attaccherà con maggiore intensità sulla fascia destra con Suarez, che non ha bisogno, diciamo, di presentazione sulla fascia, il comandante. Vedremo se ci sarà lo stesso approccio della partita del primo tempo. Con l'occasione per invitarvi a Terrasini mercoledì per l'andata di Coppa Italia tra Athletic Club Palermo e il giovane Castelbuono. Athletic Club Palermo che viene da 3 sconfitte consecutive rimediate contro Favara, Ceraci e Mazzara 46. Settimana da il Nissa, grande i ragazzi di mister Giannucca. È iniziato il secondo tempo. Allora, per la di Arenoso, intanto stanno per ora dei tifosi dopo il break del primo tempo. Andrà a battere il Cascione, serve cambiare in pressione, ha bisogno di subito liberare la pressione alta da parte di Belecco. Uno dei gol contro la storia era proprio da questa. C'era un Belecco molto spesso la pressione alta e da lì può anche spaziare ed essere pericoloso. Ha trovato il gol contro l'Astra il secondo nel campionato di il Fugatore intanto riparte. Alfano, la fascia destra e pallone in mezzo a Reynoso. Antus, anzi Russo, il Grandis alto Belecco, riparte il Castellaccio con Spampinato a mettere il cross qui al Fano, presa bassa, era insidioso, diciamo telefonato per il portiere della super giovane Castelbuono, dato il pallone in profondità per Belecco a tenerlo in campo, non ci riesce. C'è rimessa laterale per il Casteldaccia. Questa laterale battuta Russo, Antus, Russo, messa laterale Spampinato. Questa parte di Arenoso, poi Benisi, Antus di testa da parte di Suarez. C'è la rimessa laterale per il Casteldaccia. Adesso prova con questa verticalizzazione Ficarra a cercare Monti che palla alla porta, voleva creare qualche pericolo. Antus tiene quello che è importante oggi è sicuramente fare una buona prestazione, conservare anche delle energie per la gara
l'Athletic Club Palermo. Ci sarà anche il ritorno di Torres in quella gara. Sinistra laterale andrà a battere Grandis, a saltare Diallo e Belecco alla lunga da parte di Grandis per pallone, rimane lì Belecco, il suo sinistro finisce alto sul fondo. Belecco avvicina il gol del 2-0 su Sportisili. Pari lancio Cascione. Ricordiamo che ci potete trovare sulla pagina YouTube di Sportisili per la diretta, la Super Giovane Castelbuono e Casteldaccia. Calcio di punizione, intanto arriva un giallo per Monti. Di volta in volta andremo anche negli altri campi per visionare i risultati e per controllare come la classifica si alterna. C'è calcio di punizione per la Super Giovane Castelbuono. Arenoso è stato battuto già il calcio di punizione. Suarez lotta con Megna e costringe il centrocampista palermitano alla rimessa laterale. Megna che credevo, era convinto che Suarez avesse deviato il pallone. Belecco non si campisce con Suarez. Intanto 3-0 della Nissa, il Don Carlo Misinè. 8-3 le reti, la squadra di mister Nicolò Terranova. Intanto qui c'è un mezzo errore da parte di Garofalo. Diallo, contropiede da parte di Arenoso. Diallo, palla in profondità, c'è Feremegna, pallone dentro, nuovamente Megna, retropassaggio, adesso Cascione, di solo è il Marineo, il Marineo che ha pareggiato con una Zara Calcio. Prima gara casalinga per Salvatore Tedesco, allenatore che ha sostituito Riccardo Benante sulla macchina del Mazzara Calcio. Luis Di Mazzara, scusate. Suarez può mettere questo cross in mezzo, arriva Grandis a tenere il pallone in campo, poi va ad allontanare di testa il russo, è uscito come qui Messina. Intanto si riparte con una costruzione sulla fascia. Velardi, a passare Velardi c'è fallo, voleva il vantaggio e Castelbaccio, infatti Megna va dal diretto di gara perché non ha dato vantaggio. Calcio di punizione. Megna,
Parte Megna, il pallone sul secondo palo, vicino al pareggio il Casteldaccia con Spampinato che sorprende tutti da dietro. Il pallone che si perde sul fondo, opportunità per il Casteldaccia. Spampinato, palla protezione che Belecco, posizione di fuorigioco, comincia però l'azione Cascione, vedremo adesso se andrà a lancio lungo. Il giocatore, attenzione, c'è il fuorigioco che però fa Arenoso, Antus, Arenoso, Pennisi, Juarez, verso laterale, Pennisi deve andare dietro da Fagone e prova a pressare qui il russo. Garofalo tiene il pallone in campo, anzi no, Monti c'è rimessa la terra per la prima giovane Castelbuono, l'ultimo tocco e di Monti, il pallone proprio di cercare Diallo. A battere Ficarra, alla recuperata Belecco, Velardi, dobbiamo vedere più vicino Belecco, calcio di punizione sul giovane Castellbuono. A battere Russo, di testa allontanato da Prestigiano, c'è il ministro laterale da battere Grandis a cercare Belecco, prova a girarsi Belecco, messa laterale per sul giovane Castelbuono, rimane lì ancorati nell'area di rigore avversaria. Sul giovane Castelbuono per andare a battere Grandis, allora dentro a cercare Diallo, colpo di testa a Palardo. Antus potrebbe anche calciare, Antus doppia finta, allora per Grandis che mette il pallone in mezzo, allontanato, c'è fuori gioco da parte di Diallo, parte subito il Casteldaccia, c'è Megna che va a cercare sulla fascia Velardi, è sbilanciato la prima giovane Castellbuono, recupero fantastico da parte di Garovalo, Pennisi, poi va a Palardo, allora accenna al lancio, cercare Antus. Mette Antus, cercare posizione da mediano basso, allora i compagni Pennisi, Pardo e Franchelli si riscaldano due giovane Castelbuono, cosa che Bognanni vuole cambiare qualcosa, magari inserire Pardo al posto di Diallo e poi Franchelli potrebbe prendere il posto di Russo sul mediano a Palardo. Vedremo quali saranno le scelte da parte di Mister Bognanni. Belecco, poi Diallo,
a contrasto di Allo, il pallone per Belecco che tiene il pallone in campo. Belecco potrebbe accentrarsi, mettere il cross, troppo frettoloso qui Belecco, non ci ha pensato due volte a mettere il pallone in mezzo, si è fatto rimontare, c'è la rimessa laterale per la Super Giovane Castelbuono, andrà a battere Grandis. C'è Hantus, dato poi Russo, Grandis, quasi arenoso a cercare Suarez, Pappalardo, Belardi, inversione Garofalo, arriva Pennisi, Cascione, pressione è andato di Allo, pressione bassa l'attaccante spagnolo. Antus, grande lancio, cercare Suarez, la copertura efficace da parte di Ficarra, nonostante sia già ammonito. Non spende, non ci pensa due volte a entrare anche veementemente contro l'avversario. Grande scambio, Belecco potrebbe accentrarsi, pressato da due, anzi c'è un giallo per Belecco, simulazione secondo il direttore di gara. Giallo per Belecco. Al rilancio Cascione, lo scorso all'Astra. Arenoso, grande il fallo da cercare di Allo, attenzione di Allo, va a proteggere, mette il pallone verso Belecco, Cascione esce in copertura. Arenoso, cercare di Allo, fallo da parte di Allo su Ficarra, la buona copertura da parte del terzino del Casteldaccia. Megna prova adesso ad orchestrare qui il giallo sicuramente per Messina. Qui l'apertura sbagliata, errata da parte di Prestifini, poi il fallo di Messina, qui ha speso molto bene il giallo. Antus, colpo di testa alla torre da parte di Pennisi e adesso deve ripartire Casteldaccia, può ripartire con questa opportunità per Belardi. Suarez, poi pallone recuperato da Grandis, non so come abbia fatto, quella che si perde un fallo laterale, rimessa Castelbuono per abbattere Suarez, e qui con quell'alzata di tacco è stato determinante perché poi ha permesso a Grandis di recuperare il pallone. Diallo non ha trovato nessuno al centro, quindi rumoreggia la tribuna perché qui poteva Diallo calciare, ma era in posizione più esterna, quindi questo però c'è il gioco da parte di Megna
Poi prova a giocarla il Casteldaccia. Di Alfano che va a cercare Spampinato, il pallone in mezzo, Arenoso allontana, poi Russo, Belecco, rimessa laterale, Bognani arrabbiatissimo all'indirizzo di Diallo, mentre il ragazzo deve crescere ancora, deve sviluppare la personalità nel 2004, quindi sicuramente avrà modo di rifarsi. Allora, per Belecco, allontanato il pallone da Presti, Giovanni, Silvestri Giacomo, il pallone per Garofalo, e Palardo con l'esterno a cercare Suarez alla alta con il destro. Suarez, c'è un cambio nel Casteldaccia, entra con la maglia numero 15 Gambino ed esce con la maglia numero 8 Messina. Primo cambio della gara, dato il Tezzini che è riscaldamento Pardo. Questi Giacomo, poi Cascione, il profondo, Garofalo, questo Diallo per Megna, questo laterale, pallone che passa Monti e poi allontanato da Grandis, il prodigioso Grandis. Questo laterale si compone più bisogno e Picarra c'è rimesso laterale per la più giovane Castelbuono, bisogna anche rallenta la consegna della palla alla più giovane Castelbuono per far ricompattare i giocatori e difendere, perché è vero che il Castellaccia deve pareggiare, non deve assolutamente prendere gol e capito anche bisogno. Belecco, palla per Diallo, prova a girarsi Diallo, pallone in profondità a cercare Monti, passa Monti, poi Megna, allontanata da Garofalo, Antus, Diallo, Suarez, ora che l'ha giocata, palla dentro per Belecco, allontanato da Spampinato, rimessa laterale, partita intensissima al Santissima Trinità Geracisipolo. Da battere adesso Grandis, tutta la calma del mondo, Adriano Grandis. Belecco va a mettere il pallone in mezzo, Diallo stacca il pallone che ancora rimane in campo, c'è Suarez dall'altro versante, vuole andare Suarez, lo trattiene Picarra, ma regolare però, e quindi si riparte. Presti, Giacomo, Megna, palla per Velardi sulla fascia, grande stop di petto, poi Suarez mostruoso qui, Garofalo che non deve perdere il controllo della palla, arriva Monti per Megna, palla per Velardi calcia, Vagone, mostruoso Vagone su questa conclusione angolata di Velardi, potente la
il numero 1 castelbuonese non si lascia intimidire. Arenoso alla recuperata, momento Arenoso, Russo, cercare Belecco, rimessa laterale sul giovane Castelbuono. C'è un cambio, Pardo esce Belecco, Grandis battere la rimessa laterale, Pardo al posto di Belecco, tutto questo al 69esimo. Là dentro Pernisi, poi Megna, Garofalo, liberarsi del pallone, serve Suarez, sulla fascia si allunga il pallone Suarez, poi vince il contrasto Suarez, da ammirare questo ragazzo, palla verso Pardo, Velardi, si sovrappone Megna, viene servito in questo istante, Megna va a cercare profondità Monti, Monti rientra, si rialza Monti, palla per Megna, arriva il recupero prodigioso da parte di Antus e riparte Antus a cercare profondità di Allo, la chiusura da parte di Bisogno, 70esimo, 1-0 per la sua giovane Castelbuono con la rete di Grandis. È stata una grande opportunità prima per il Casteldaccia con Velardi che ha calciato a botta sicura, è arrivato Fagone e gli ha detto di no. Due cambi per parte delle due squadre, un cambio per il Casteldaccia che ha fatto uscire Messina dalle sue parti, dalle sue tracce, e poi ha fatto entrare Gambino. Calcio di punizione per il Casteldaccia. Quando si riscalda anche Mazzola, molto probabilmente mister Bognanni vuole passare alla fase difensiva, quindi mettendo molto probabilmente mettendo sulle fasce Garofalo, quindi esterno più di difesa e più difensivo. Intanto arriva il cambio, Franchelli al posto di Russo, lo avevamo detto, grande partita da parte di Russo. Anche oggi Franchelli entra al suo posto, tutto questo al 71esimo. Calcio di punizione, andrà a battere Gambino, metterà questo pallone in mezzo, là dentro, colpo di testa che finisce in fallo laterale, messa Casteldaccia, colpo di testa di Garofalo, poi Diallo può partire, Diallo che si ferma un po', ragiona Diallo, viene contrastato, grande palla in profondità, fuori, conclusione di Pardo, il leopardo delle Levi, il piazzato di Pardo, la conclusione fantastica di Giulio Pardo che vale il raddoppio per la super giovane Castelbuono. Giulio Pardo, il leopardo delle Levi. Ma qui
da apprezzare il grande gesto da parte di Diallo che rimane a terra dopo il contrasto. Qui secondo me il gol al 50% è di Diallo, per il grande contrasto, per il gioco. E poi Pardo, conclusione, piazzata di Pardo che qui contro il Casteldaccia ha trovato 2 gol. E Castelbuono che raddoppia dopo qualche minuto di sofferenza, perché Casteldaccia sulle ripartenze con Megna, Monti e Belardi aveva creato qualche pericolo, culminato poi col tiro da parte di Velardi e la grande parata di Fagone. Raddoppia la squadra di mister Bognanni. Giulio Pardo, il leopardo delle nevi, che raddoppia. C'è un fallo su Suarez. Garofalo, Pennisi, oggi ha disputato un'altra gara di personalità che avete dato. Pardo scatta in posizione regolare, Pardo mette il pallone, Diallo non arriva. Si spera per Diallo e deve però rialzarsi, perché c'è un'altra opportunità offensiva, perché qui c'è un altro 2004 che va via. Suarez, arriva il raddoppio da parte di Bisogno e quindi può ripartire il Casteldaccia in proiezione offensiva del suo cammino. Arriva Hantus, meravigliosamente Hantus, e poi Arenoso rimane a terra. Ma che partita stanno facendo oggi ragazzi di mister Bognanni, dopo quel periodo di sofferenza stanno disputando una sfida, una gara importantissima. Ma a terra Arenoso, ricordiamo tutti di seguire la pagina di Sportisivi su YouTube del 9 e dei Ciliarianti Avventure. Ricordiamo che tra 2 settimane ci sarà la super sfida tra Castelbuono e Mazzara 46, che sarà trasmessa sui canali di Sportisivi. Diciamo che sarà una gara importante per tutte le squadre. Mazzara 46 che quest'anno vuole lottare per le prime posizioni, questa nella parte alta della classifica. Quindi ieri ha vinto in trasferta con l'Atletico Club Palermo, ha sfidato il Palazzo di Terrasini, che non è un campo facile da espugnare. Abbiamo appuntamento mercoledì Atletico Club Palermo e sulla giovane Castelbuono con il consueto fallo qui da parte di Campus. La consueta squadra di Germania recupererà Torres almeno per la Coppa Italia, anche per far rifiatare Diallo, perché poi la prossima settimana dovrà andare a battagliare in un campo che non è proprio uno dei migliori, quello di Sciacca. Quindi bisogna preparare la gara nel migliore dei modi, facendo rifiatare, attenzione, conclusione da parte di Alfano, ribattuta da Pennisi, c'è calcio d'angolo per il Casteldaccia. A battere Alfano, deve ribattere il calcio d'angolo. 77esimo,
Grandis Pardo. Grandis Pardo, i marcatori di questa gara importante, che il giovane Castelbuono oggi doveva fare il risultato. Date le squadre inseguitrici che ci sono dietro, non sono poche. Fatto Grandis ad allontanare il pallone, c'è la rimessa laterale per il Casteldaccia. Là dentro allontanata, poi ci riprova nuovamente Spampinato, arriva la copertura da parte di Fagone, presa sicura dell'estremo difensore di Palagonia. Da rilancio, palla in profondità verso forse Bognan avrà studiato qualche azione del Brighton di recente, quello di De Zerbi, il lancio lungo da parte di Still, il gol da parte di Mitoma. Lì siamo nel professione, studiare diciamo anche da altri campionati, specialmente professionistici. De Nadal al posto di Diallo. Tutto questo al 80°. Al gol di Grandis ha corrisposto Giulio Pardo, segno è entrato e al primo pallone disponibile a toccare il gol. Spampinato, Hantus a liberare, lo ripropone Megna, pallone per il nuovo giocatore entrato Fuschi, fallo, c'è di punizione, prendere con l'orata è entrato Fuschi. Posto di Velardi, se non erro. Sì, è posto di Velardi, Fuschi. Intanto vantaggio della Pro Favara sul Furgatore, il Mazzara in vantaggio per due reti a 1 contro l'Oratorio San Cile Giorgio. Folgore Castelvetrano Sciacca 2-1, parte il calcio di punizione alto da parte di Velardi, quindi non era battere il lancio Fagone. È uscito quindi Megna, ha lasciato la fascia da titolare, è uscito il Spampinato, ha lasciato la fascia destra a Megna. Sarà naturalmente l'anamnesi il Favara in vantaggio e sarà una battaglia a 2. Favara e poi giallo per bisogno a palla lontana, questo fallo sarà rimessa laterale.
Gara a terra Suarez. Inquadrare l'entità Suarez che lacrime a spalle, però lacrime. Dato il movimento, la rotazione. Pagone va a chiedere anche spiegazioni. Qui anche una sorta di prova a spiegare intanto la dinamica del fallo. Avrà bisogno che continua a prendersi insulti gratuiti dalla tribuna. Suarez. Salvatore Mineo. Mazzola è entrato al posto di Suarez, cambio 85esimo. C'è la rimessa laterale per la super giovane Castelbuono, andrà a battere Garofalo. Pallone per Pardo che prova a girarsi, ottiene il calcio d'angolo. Dentro una cosa, Simone. Una coperta. Calcio d'angolo che verrà battuto in questo istante. Suarez nel momento viene accompagnato anche con una barella, attenzione. Franchelli va a passare Franchelli, poi Gambino in profondità a cercare Monti, una volata indecisa da parte di Pappalardo. Rimessa laterale. C'è un cambio per Casteldaccia. Lì accompagnato Varela. Suarez. Ci sono vari impegni adesso. Quindi serve tutta la sua incontro. Un bruttissimo fallo, bisogno. L'azione era continuata, quindi l'arbitro non poteva avere il possibile. Doveva fermare l'azione. Siccome l'azione era in proiezione offensiva, aveva deciso di non fermarla. Non c'è fallo, tira per il vantaggio. Alfano per mettere il pallone in mezzo, allontanato Arenoso con l'aiuto di Mazzola. Cambio, sì, no.
c'è il cambio. 88esimo. Il cross che esce. E adesso rilancio Fagone. Verso Alfano. Recuperata. Posizione. Allora profondità sul Carepardo. Allora di Franchelli. L'arbitro si va ad avvicinare. Insulti gratuiti della tribuna e ha provato a guadagnare qualche metro in più. Non è stupido e non è cascato nel tranello. Garofalo Pappalardo, fallo di Velardi, calcio di punizione. La terra Pappalardo. Lancio Fagone. Pardo. Va a passare Pardo. Tiro tocco è di Spampinato. C'è rimessa laterale. Pennisi. Sì, Pappalardo. Pardo del Pappalardo. Pappalardo. Pardo. Va a passare Pardo. Secondo me però tiene il giovane Castellini. Credo che a battere Arenoso ovviamente rallenta la corsa. Arenoso Arenoso calcio di punizione. Battere Cascione. Occhio di destra da parte di Pennisi. Gambino. C'è rimessa per il Casteldaccia. Ultimi minuti di gioco. Spampinato. Adesso in mezzo fare la giocata
lo sprint da parte di Fuschi, però si perde il fondo. Ma rilancia Fagone, 93 i minuti e poi l'arbitro manderà tutti sotto la doccia. Franchelli, deve andare via Franchelli. Alfano, serie di finte di Alfano. Intanto Garofalo, Alfano mette il pallone in mezzo. Arenoso, si è messo a laterale per Casteldaccia. Velardi. Pardo. Riesce, c'è stato il raddoppio del Casteldaccia. Sezione. Adesso prova a giocarlo. Fuschi. Palla per Megna. Deve mettere il pallone in mezzo. Lontana Mazzola. In profondità il tacco da parte di Presti Filippo, bisogno, potrebbe calciare. Andrà a battere Fagone, sarà l'ultimo pallone di questa gara. Pappalardo, Antus, diciamo da parte di Pardo. In profondità Mazzola, un brivido. Alfano prova ad entrare nel rigore. Alfano, esterno della rete. E finisce qui la super giovane Castelbuono. Trova la terza vittoria in questo campionato, trova i suoi 12 punti e porta a casa una importantissima vittoria, perché alla luce dei risultati dagli altri campi diventavo critica oggi questa situazione. Da Sportisili è tutto, alla prossima. Un saluto dal vostro Giuseppe La Russa.